Rammarico per la decisione presa dalla Corte dei Conti, ma fiducia per le sorti del Comune di Lavagna. La Commissione prefettizia fa il punto e si prepara a dichiarare il dissesto dell'ente. Inaugurato il nuovo ufficio di informazione turistica a Lavagna, realizzato con i proventi della tassa di soggiorno 2018, sarà gestito in convenzione con Mediterraneo Servizi. Si allarga il bisogno di assistenza fra le persone che vivono a Santa Margherita e Portofino. È il quadro emerso dall'incontro fra il Vescovo e le opere di carità nell'ambito della visita pastorale. Una ventina i migranti accolti a Santa Margherita Ligure nel progetto SPRAR. 3 di loro, 3 giovani somali, hanno raccontato la loro storia che è stata raccolta in un volumetto. Record di iscritti per l'edizione 2019 della Rea Palus Race, 650 atleti ai nastri di partenza domenica per la corsa a ostacoli di Rapallo, previste lievi modifiche al percorso a causa del maltempo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, il giorno dopo la sentenza della Corte dei Conti che ha bocciato il piano di rientro presentato per il Comune di Lavagna, la Commissione prefettizia, che è attualmente alla guida dell'amministrazione, fa il punto della situazione. Ne abbiamo parlato con uno dei commissari, il dottor Gianfranco Parente. Vediamo. Pensavamo di aver costruito un piano che consentisse comunque di rientrare nel debito in maniera celere e ordinata con un'amministrazione oculata. Queste speranze insomma, si sono rivelate infondate, per cui insomma, prendiamo atto della sentenza, aspettiamo di conoscere le motivazioni. Il primo atto che la Commissione prefettizia dovrà approvare sarà la presa d'atto della sentenza e la dichiarazione del dissesto finanziario dell'ente. Una decisione, quella della Corte dei Conti, che ha bocciato il piano di rientro dalla situazione debitoria in cui si trova il Comune di Lavagna, che ha lasciato un po' l'amaro in bocca ai commissari che in questi ultimi 2 anni hanno guidato le sorti dell'amministrazione comunale. Chiamati in causa per debellare le infiltrazioni della malavita che avevano portato allo scioglimento del Consiglio, la Commissione si è trovata ad affrontare un altro, non meno importante scoglio che gravava sul futuro della cittadina. Il piano di rientro elaborato, con il quale il Comune avrebbe cercato di ripagare con il tempo tutti i debitori, non ha ricevuto però il via libera. Dichiarato il dissesto, una commissione del Ministero prenderà in mano la situazione contabile dell'ente, affiancando gli uffici, calcolerà la massa passiva e sulla base della disponibilità residua avvierà il pagamento dei creditori. Per i prossimi 5 anni le aliquote comunali resteranno ai massimi, mentre con il piano di rientro a partire dal 2021 avrebbero potuto iniziare a scendere. Detto questo, per i cittadini le cose non cambieranno più di tanto, i servizi saranno comunque garantiti. Dal punto di vista finanziario, il futuro sindaco avrà margini di manovra limitati, ma potrà ripartire da zero senza portarsi dietro il pesante fardello accumulato in questi anni. Rispetto alla situazione che c'è stata nel recente passato, attualmente il Comune ha una disponibilità di cassa importante, non ricorre più all'anticipazione di cassa, per cui si potrà far fronte agli impegni ordinari per la gestione dei servizi essenziali. Per quanto riguarda invece il discorso dell'organico dell'ente sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, non ci saranno esuberi e mobilità passive, in quanto a riportare la situazione alla normalità ci hanno pensato i pensionamenti. Al momento la pianta organica, al netto dei pensionamenti che ci saranno nel prossimo futuro e di alcune mobilità che già sono state autorizzate, dovrebbe essere è composta da 82 persone, per cui c'è la concreta possibilità che non ci siano posizioni di esubero. E la notizia del dissesto non ha fermato però la città, che prosegue nella sua attività di promozione di Lavagna e non solo. Questa mattina è stato inaugurato il nuovo ufficio di promozione turistica in Piazza della Libertà, un servizio che sarà svolto in convenzione con Mediterraneo Servizi. Siamo orgogliosi di riuscire ad aprire l'ufficio del turismo in sinergia con il Comune di Lavagna. I proventi sono derivati dalla tassa di soggiorno 2018. Abbiamo la speranza di riuscire a non chiuderlo, perché per noi è importante, non è solamente il punto di incontro per gli albergatori o i turisti, ma per tutta la cittadinanza di Lavagna, che qui dentro avranno informazione di eventi e quant'altro che succede nel comprensorio, non solamente qua in Lavagna, perché lavoriamo in sinergia anche con il vicinato, cioè Chiavari e Sestre Levante. Invito anche le case vacanze, che è una realtà oggigiorno, a interfacciarsi con noi
prendere tutto il materiale possibile in maniera da poter dare informazioni al turista che va nelle case vacanze e associarsi nella nostra associazione in maniera da poter sviluppare, promuovere in maniera più efficace il nostro territorio. Si amplia il lavoro del Mediterraneo sul territorio, una convenzione con il Comune per garantire l'apertura dell'ufficio turistico. Sì, dopo appunto l'ufficio turistico di Sestri, anche il servizio per Castiglione e Chiavarese, parte adesso il servizio sulla Vagna, fatto tramite il Comune, ma soprattutto l'associazione albergatori e gli operatori turistici che hanno deciso di fare questo appunto accordo con noi. E adesso aprirà praticamente aprile, maggio, 4 giorni alla settimana, il giovedì, venerdì, sabato e domenica, e poi dal 1° di giugno invece apertura 7 giorni su 7 per tutti e 4 i mesi estivi fino alla fine di settembre. Si è appena concluso il Discover Italy, che estate sarà per il Tigullio e per il comprensorio? Ma diciamo sicuramente è ancora presto per dirlo. Il flusso di prenotazioni, sentendo un po' in giro diciamo le principali associazioni albergatori, forse c'è ancora un po' di calo rispetto all'anno scorso. Adesso credo che con la riapertura della strada per Portofino ci sarà un grosso impatto mediatico da questo punto di vista sui media nazionali, e quindi anche il turismo di prossimità, insomma lombardo e piemontese, tornerà ad affluire nel Tigullio senza problemi. Anche Deiva Marina ha una nuova sede per l'ufficio informazione ed accoglienza turistica. I locali, collocati in Corso Italia, sono stati ricavati da un'ex cabina con deposito ceduta dall'Enel al Comune. La struttura ha inoltre uno spazio destinato al parcheggio delle ambulanze e dei tecnici della pubblica assistenza Croce d'Oro. L'inaugurazione del nuovo yacht sarà sabato alle 15 alla presenza dell'assessore regionale al turismo Giovanni Berrino. Domenica l'apertura sperimentale del servizio informazione attivo tutti i giorni dalle 8 alle 12. L'Accademia del Turismo di Lavagna, in collaborazione con MIC Amo SRL, spin-off dell'Università di Genova, organizza una serie di corsi di formazione per tutti gli operatori del settore alimentare. Il corso è obbligatorio anche per chi svolge attività temporanee e di volontariato. Per il mese di aprile sono disponibili ultimi posti per il corso addetti, durata 8 ore, in partenza l'8 e il 9 aprile, e per quello rivolto ai titolari responsabili del controllo, durata 16 ore, in partenza il 15 e 16 aprile. Oltre a quelli di aggiornamento per queste due figure, rispettivamente di 4 e 8 ore, partirà anche un corso per operatori alimentari che producono, somministrano o vendono alimenti privi di determinati allergeni o destinati a celiaci, durata 2 ore. Informazioni e iscrizioni sul sito della scuola accademiadelturismo.eu. Le opere di carità che fanno riferimento alle parrocchie e alla Caritas hanno incontrato a Santa Margherita Ligure il Vescovo nell'ambito della visita pastorale. L'incontro in particolare si è svolto nella chiesa di San Lorenzo della Costa. Ne è scaturito un quadro molto chiaro dei bisogni della popolazione del territorio, ma è anche emersa l'enorme ricchezza che queste realtà rappresentano per le comunità locali. Dici Santa Margherita o Portofino e pensi al turismo, alla ricchezza, al benessere, eppure la crisi morde anche qui. Nonostante la popolazione sia in costante calo, i bisogni delle persone in difficoltà sono diventati più complessi. Ne sanno qualcosa le moltissime associazioni di volontariato e gli enti di carità legati alle parrocchie che hanno incontrato il Vescovo a San Lorenzo della Costa nell'ambito della visita pastorale, un autentico patrimonio per la città che fa fronte attraverso molteplici iniziative soprattutto al bisogno primario, quello dell'accoglienza. Il centro d'ascolto offre innanzitutto l'ascolto, che comunque nella nostra società è molto importante, perché in generale non siamo tanto più abituati ad ascoltare, e quindi soltanto il fatto di sedersi e guardarsi negli occhi ed essere ascoltati ed ascoltare, perché è un arricchimento reciproco, non è solo chi viene e ha un bisogno che si arricchisce, ma noi stessi che facciamo il turno abbiamo la possibilità di crescere. Il bisogno alimentare è sempre più evidente anche a Santa Margherita, dove la risposta arriva dalla Mensa dei Frati, dal Banco di Solidarietà e da Pane Nostro. Era nata parecchi anni fa nella parrocchia di San Siro per aiutare le persone senza fissa dimora che venivano tutte le mattine a prendere qualcosa per potersi sostentare. Poi da quello è diventata una cosa molto più importante, perché abbiamo avuto la collaborazione di diversi negozi che tutte le sere ci consegnano l'invenduto,
e noi lo raccogliamo, ci sono diversi volontari che lo raccolgono e poi altri volontari alla mattina successiva lo distribuiscono alle persone senza tetto e anche alle famiglie. Il centro di ascolto, nato oltre 30 anni fa sulla scorta dell'esperienza di Chiavari, negli ultimi anni ha allargato la propria attività ad un numero sempre crescente di persone. Mentre magari all'inizio era più una questione di povertà, appunto di senza tetto, di persone che non avevano un'abitazione, così adesso si sta molto allargando il bisogno alle famiglie, proprio per la perdita del lavoro, per magari anche separazioni dolorose, insomma, ecco, si sta allargando, ecco, la richiesta in tanti sensi. E restiamo a Santa Margherita Ligure, dove attualmente il progetto di accoglienza dei migranti è strutturato su 2 fronti. Ci sono 2 famiglie e 14 giovani provenienti da diverse zone del mondo. 3 di loro, i primi 3 ospiti che sono arrivati a Santa, hanno raccontato la loro storia, che è stata raccolta in un volumetto. 3 ragazzi in fuga. Con questo titolo l'assessore all'istruzione di Santa Margherita Ligure, Betty Tassara, e la responsabile dei servizi bibliotecari cittadini, Marina Marchetti, hanno raccolto in un volumetto le storie di 3 ragazzi somali scappati dalla loro terra, approdati al CAS di Genova e successivamente a Santa Margherita Ligure, quando nel novembre dello scorso anno è stato attivato il progetto SPRAR, ovvero l'accoglienza diffusa dei migranti sotto l'egida pubblica. È un progetto che vede la governance del comune, l'ente attuatore è l'ANSA del Vasto e in parte anche la collaborazione del villaggio del ragazzo. Sono ospitate una famiglia siriana, papà, mamma e 2 ragazzi adolescenti in uno dei 2 appartamentini in via Favale, nell'altro c'è una mamma con 2 bimbi piccoli e qui ci sono attualmente 14 ragazzi di diversa provenienza. Abbiamo Pakistan, Mali, Gambia, Somalia, Senegal. I primi 3 giovani ad arrivare avevano già iniziato un percorso di integrazione e scolarizzazione. Mancavano 4 ore e io mi sono prestata volontariamente a completare questo percorso e da lì è nato il progetto di raccontare, cioè di conoscersi reciprocamente, studiando un pochino il loro percorso. Bene, Italia bene. Io ho arrivato in Italia nel 2016. Arrivo qua Santa Margherita, io arrivo nel 2018, ultima mese di novembre arrivo qua. Santa Margherita bene, io contento di Santa Margherita. La storia di questi ragazzi è stata presentata nel corso di un semplice incontro pubblico nella ex casa dei padri Giuseppini, al quale ha partecipato anche il vescovo di Chiavari in visita pastorale. Il progetto è destinato a proseguire. Andremo avanti con tutti gli altri in modo che ognuno possa essere riconosciuto, riconoscersi ed offrire qualche frammento dalla propria storia, dal proprio paese. Il Comune di Sestri Levante è presente al 5° meeting del Forum Europeo della Migrazione, rivolto a funzionari di enti locali e regionali impegnati in progetti di accoglienza di immigrati. L'evento si tiene in questi giorni a Bruxelles. Il Forum Europeo della Migrazione è una piattaforma per il dialogo tra la società civile e le istituzioni europee su questioni relative alla migrazione, all'asilo e all'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Scopo del forum è quello di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i principali soggetti coinvolti nella governance europea multilivello della migrazione. I vigili del fuoco della Spezia sono intervenuti nel pomeriggio di ieri in località Bastremoli e Sorbolo, nel comune di Follo, per un veicolo che si è ribaltato andando ad occupare tutta la carreggiata. Illesi gli occupanti che, usciti dal mezzo, si sono prodigati per segnalare l'accaduto agli automobilisti che stavano percorrendo la strada, segnalando l'incidente al 112. I vigili del fuoco sono intervenuti con mezzi attrezzati alla rimozione del veicolo. Con l'ausilio dell'autogru la vettura è stata rimossa, non senza difficoltà, data la posizione del mezzo e la pioggia battente. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri provenienti da Santo Stefano Magra.
Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per gli ultimi aggiornamenti e lo sport. Avvenire titola nodi anche di famiglia, Di Maio scrive ad Avvenire, nuovo sistema di assegni, sostegno alla francese, un fisco progressivo. Vediamo la lettera appunto del vice premier Di Maio, sì a madre e padre, aiuti alla natalità. E intanto il premier Conte commissaria tria sulle banche, si tratta sui rimborsi ai truffati e oggi il decreto crescita. L'intervista a Messina dei Banca Intesa, giù il debito, ecco come fare. Poi c'è la fotonotizia di queste 5 persone in carrozzella, tra cui c'è anche un volto noto purtroppo alla cronaca, il nuotatore Manuel Bortuzzo, che è stato colpito da una pallottola vagante in un normale sabato sera di svago, di divertimento quando era con la sua fidanzata. Storie di coraggio dei pazienti alla Fondazione Santa Lucia, Bortuzzo e gli altri, chi lotta per rialzarsi. E poi c'è l'odio razziale a Roma, una ferita il raid anti-rom, il vescovo Palmieri, disagio nella zona, calpestare il pane è disumano. La nave tedesca con all'interno anche un neonato, in 64 migranti salvati da ONG, in Italia Salvini dice no. Il generale dei gesuiti Sosa in Venezuela è fallito un modello di sviluppo. E siamo sul secolo XIX, crisi Piaggio Aerospace, niente soldi dal governo, 1000 in cassa integrazione. La ministra Trenta, l'azienda è strategica, decisiva la frenata sul drone. Arrabbiati anche i sindacati, anni di promesse tradite, dicono Furlan della CISL e Landini della CGIL. La necessità di una risposta della politica, Francesco Ferrari, sono passati 14 mesi dalla ciambella di salvataggio annunciata dal governo per la Piaggio, ma sono passati inutilmente. Corte dei Conti, il ricorso è respinto, Lavagna dichiara il dissesto finanziario. E poi un'altra fotonotizia, robot e realtà virtuale a Genova, la scuola del futuro, si apre appunto la manifestazione Futura e intanto per la riapertura della 127 a Portofino si preannuncia la festa, tanti bambini e 3 varchi conta persone. Andiamo all'interno del secolo XIX, nelle pagine del Levante appunto, 1000 magliette pronte per i bambini, saranno loro a riaprire la strada 227 sabato mattina, la grande festa con il taglio del nastro alle 11:30, poi il pomeriggio il concertone a Portofino. Varchi conta persone per il borgo, la priorità viene data ai ragazzi, il primo varco è previsto a Paraggi. E ancora dal secolo XIX che festeggia 60 anni, lunedì 8 aprile inserto speciale e un evento al Grand Hotel Excelsior di Rapallo con madrina Antonella Clerici. Adesso la linea passa a Genova, sentiamo quali sono gli argomenti del settimanale Il Cittadino. Il Cittadino numero 14 di domenica 7 aprile. In apertura invito alla solidarietà. È in programma anche a Genova la giornata della solidarietà in sostegno ai centri di ascolto vicariali. In una lettera indirizzata a tutti i sacerdoti, il cardinale Bagnasco invita a sensibilizzare i fedeli a gesti concreti verso chi ha più bisogno e a partecipare alla messa in San Lorenzo sabato 6 aprile alle ore 18, insieme a tutti i volontari che operano nei centri di ascolto. Di spalla questa settimana il cardinale Bassetti al Consiglio CEI ha invitato alla riscoperta della sinodalità a sostegno della famiglia, dei giovani e delle comunità diocesane. In basso si è svolta nella chiesa di Santa Marta la 24 ore per il Signore, cui ha preso parte un buon numero di fedeli. Le sante messe di apertura e chiusura sono state celebrate dal cardinale Bagnasco e da Monsignor Anselmi. E infine un appuntamento da non perdere. Domenica 7 aprile alle 17:30 nel salone parrocchiale di Nostra Signora Assunta di Sestri Ponente è in programma la presentazione del volume Cattedrale di Genova 900 anni dalla consacrazione, scritto da Grazia Di Natale ed edito da Grafica Buona Stampa. Con l'autrice interviene anche Don Gianfranco Calabrese. L'evento è patrocinato da Luxi Liguria. Buona lettura a tutti. L'ARPAL della Regione Liguria ha prolungato l'allerta meteo gialla per temporali su centro-levante della Regione. Nei bacini piccoli e medi delle zone B, C e D terminerà alle 18 di quest'oggi. Nelle altre zone confermata la chiusura alle 15. La Liguria è stata interessata, come era del resto previsto, da piogge diffuse con episodi temporaleschi forti. Attualmente le precipitazioni insistono sul centro, ma in modo particolare sul levante della Regione.
Rovesci intensi si sono registrati alla Spezia Fabiano, 18 mm in 15 minuti, Statale di Ne, Genova 16,6 mm sempre in 15 minuti e Genova Gavette 14 mm ancora in un quarto d'ora. Da segnalare anche il calo termico in corso, in particolare con quota il ritorno della neve nelle cime più elevate dell'entroterra di Ponente e di Levante. Una leggera spruzzata dunque anche nel nostro entroterra. Per gli altri aggiornamenti andiamo in redazione, dove oggi per noi c'è Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Con la cronaca andiamo a Caviborgo, perché i tecnici della rete elettrica da questa mattina sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza di un traliccio della media tensione che molto probabilmente, a causa del maltempo e del vento forte soffiato questa notte, si è inclinato pericolosamente. Vediamo proprio le foto. Siamo nella zona alle spalle di Caviborgo, all'imbocco della strada panoramica alle spalle appunto della località. Sul posto, per garantire la sicurezza, il presidio dei vigili urbani del Comune di Lavagna e dei Carabinieri. La circolazione veicolare non è interrotta, ma appunto è regolamentata dalla presenza degli uomini delle forze dell'ordine che stanno presidiando l'area. Il lavoro di messa in sicurezza e il ripristino del basamento del traliccio che si è inclinato dovrebbe concludersi nelle prossime ore o al massimo per la giornata di domani. Non ci sono state interruzioni per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, in quanto i cavi non si sono spezzati. Linea allo studio. Grazie, si scaldano i motori in vista dell'Area Palus Race, la corsa ad ostacoli con salita al santuario di Montallegro che si terrà per il 4º anno a Rapallo con partenza e arrivo sul lungomare. Si inizia sabato, ma il clou della manifestazione sarà domenica mattina. Sentiamo. 650 iscritti all'edizione 2019 dell'Area Palus Race. La manifestazione in programma sabato e domenica a Rapallo ha fatto registrare quest'anno il record di presenze. Nonostante la pioggia e il mare mosso di oggi, che costringerà gli organizzatori ad apportare qualche modifica al percorso, la manifestazione nel suo complesso è confermata secondo il programma. Si comincia sabato alle 14 con gare con qualifica a tempo e finale 1 contro 1 e alle 18 il contest presa d'acciaio. Il tutto in piazza 4 novembre, dove verrà allestito il village che si animerà domenica mattina fin dalle 9. Domenica si entra nel vivo a partire dalle 10 con il corteo degli sbandieratori del gruppo storico Sestieri di Lavagna che partirà da piazza Cavour e raggiungerà la zona del lungomare. Qui dalle 10:30 l'inaugurazione ufficiale della manifestazione. Alle 11 la partenza della prima batteria. Partenza ore 11 con una prima serie di ostacoli in passeggiata a mare. Proseguiamo con questa running trail verso il santuario di Montallegro. 610 metri di dislivello, un percorso impegnativo ma molto divertente. Si raggiunge il santuario, si rientra sullo stesso sentiero per raggiungere nuovamente la passeggiata e nuova serie di ostacoli per raggiungere l'arrivo in piazza 4 novembre. Le batterie partiranno poi dalle 11 ogni 10 minuti, l'ultima è prevista alle 13. A partire dalle 15 la premiazione, sempre in piazza 4 novembre, dove oltre alla zona dell'arrivo saranno allestiti anche gli ultimi 3 ostacoli da superare in un'unica struttura di 34 metri. La zona sarà pertanto perfettamente visibile dal pubblico per un risultato che si annuncia spettacolare. Grinta, successo, ma soprattutto forza e coraggio. Con questo servizio terminiamo questa edizione di Tigullio Oggi. Vi ricordo che la prossima andrà in onda alle 19:15 e che trovate tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.